Ed eccoci come di consuetudine sintonizzati sulla terza pagina delle emittenti che svolgono attività di informazione al territorio. A questo proposito, l'altra volta mi sono permesso di sottolineare l'importanza dell'informazione locale, spesso attiva nel dare il suo contributo a quella nazionale. Vi è nota la recente tragica vicenda di Ravanusa in Sicilia? Ebbene, la prima emittente a portarsi sul luogo di questa grave disgrazia, già alle 10 di sera, poco dopo le esplosioni che hanno distrutto e seminato morte in un intero quartiere, le prime immagini di cronaca sono di Agrigento TV. Il suo editore, Maurizio Bellavia, di sua iniziativa, era sul posto per la cronaca. La redazione di Agrigento TV e Maurizio le ha immediatamente passate a Rai News e lì è nata una diretta lunghissima. Ne sono testimone perché alle 4 di mattina ho sentito elogiare e molto proprio Maurizio Bellavia dal conduttore della diretta di Rai News e alle 5 di mattina l'ho letto ancora lungamente nelle classiche didascalie sotto a corredo delle immagini. Un lunghissimo, instancabile lavoro di cronaca svolto dalla struttura di una eccellente emittente, Agrigento TV, che non è stata ammessa dal DPR 146-2017 alla possibilità di continuare nel suo lavoro di informare non solo il territorio, tutta la nazione. Non è forse la più palese dimostrazione di violazione dell'articolo 21 della Costituzione, del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, più volte difeso dal nostro capo dello Stato in persona. E credete, un vero orgoglio sentire elogiare il grande ininterrotto lavoro di Maurizio Bellavia. Solo l'ultimo degli esempi del ruolo conquistato in almeno 9 lustri dalla gran parte dei nostri editori al servizio non solo del territorio, ma anche dell'informazione nazionale e in questo caso Rai News. Auspichiamo che i nostri bravi politici che conoscono il nostro lavoro, perché spesso sono nostri ospiti, prendano atto del ruolo fondamentale che rivestono le nostre testate giornalistiche locali e le vogliono tutelare chiedendo l'abrogazione del DPR 146-2017. È una fonte secondaria che di fatto sta delegificando l'articolo 21 della Costituzione. Solo un esempio, e parlo del Veneto, la mia terra. Su 44 televisioni, solo 14 hanno avuto accesso alla Tower Rai, l'unica. 30 televisioni escluse. E le 14 ammesse, nella recente riunione svoltasi per i contratti, nessuna di queste 14 ha firmato il contratto sottoposto. Mi pare un segnale di per sé eloquente. Qualcosa non quadra. E non solo in Veneto, a quanto pare. L'informazione locale va tutelata. Ma anche i gruppi pare abbiano un qualche problemino stando ai numeri che stanno facendo circolare e mi auguro sinceramente vengano smentiti dai fatti. E il paradosso sarebbe che gli utenti in grado di ricevere il T2 siano ben inferiori alle aspettative. Se è vero, sarebbero meno del 50% coloro in grado di ricevere la nuova tecnologia. Situazione che sta creando problemi non indifferenti anche alle imprese nazionali. Gli auguriamo di no, per carità. Un mutamento delle aspettative possibile, considerato il momento di crisi che stiamo attraversando. Non sono poche le famiglie che non possono permettersi spese supplementari e rinunciano al nuovo, rinunciano alla televisione. Questo, ripeto, non vuol dire essere contro,
e che bisogna rinunciare all'evoluzione della tecnologia. La crisi ha stravolto le regole di mercato e, abrogando il DPR 146/2010, si pone un ragionevole ed immediato rimedio, permettendo agli editori locali di continuare nella loro attività. L'esperienza maturata in questo periodo sul campo permetterà di ponderare uno strumento legislativo che salva migliaia di posti di lavoro e a voi, agli utenti, di potersi permettere con la dovuta gradualità l'acquisto dei nuovi apparati utili alla ricezione. Buon senso che il mondo della politica dovrebbe fare suo, quantomeno in rispetto del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. Prima di passare alla pagina di questa sera, permettetemi di ringraziare il signor Dalmazio Sgolacchia, che il 1 dicembre scorso ha voluto dare sostegno alla cultura con un suo piccolo ma significativo bonifico. L'importo non è importante, ovvero è davvero importante perché certamente commisurato alle sue possibilità, ma importantissimo è il bel gesto che ha fatto nei confronti di un lavoro che stiamo cercando di svolgere con la massima dignità, con la massima serietà. In questa puntata siamo a proporvi un'esecuzione giusta, perfetta per l'Avvento. La registrazione, come vedrete, è stata fatta in un luogo di culto, la chiesa di Col San Martino. Un ringraziamento doveroso lo devo fare all'arciprete Don Carlo Maccari, sempre sensibilissimo alla cultura. E vedrete, siamo in totale assenza di pubblico, lo scorso anno, in pieno lockdown. E come vedrete è dedicata ad un caro amico, il cantante lirico, mio compaesano, Angelo Mori. Fenomenale, un grande cantante, il più gradito dal grande Mario del Monaco quando era impossibilitato a cantare. E nel ricordo di Angelo Mori, di Lino Mori, vi propongo volentieri il bel servizio redatto con Angelo protagonista da Eden TV, una emittente di informazione che non c'è più. E permettetemi di mandare un caro saluto ad Adriana, Stefania e Gianni Rasera, l'editore, protagonisti per decenni davvero di un eccellente lavoro. Ovviamente anche il più sentito ringraziamento per il servizio che stiamo per mettere in onda a testimonianza. Dopodiché ascolteremo il quartetto Ensemble Benedetto Marcello, 2 violoncelli, Lorenzo Parravicini e Lorenzo Gallo, e un clavicembalo, Mario Parravicini. Completa il quartetto la bellissima voce del mezzo soprano Benedetta Mazzetto, giovane e davvero brava. Buon ascolto. Una voce potente, priva di qualsiasi imperfezione. Angelo Mori, trevigiano doc, svela la sua vita ai nostri microfoni. Mio padre non ne voleva sapere. Quando sono arrivato a 17 ha deciso che dovevo andare a Milano a studiare canto. E sono andato da Aureliano Pertile, il quale in quegli anni stava già male in salute, e quindi, non potendo studiare con lui, ho studiato poi con il maestro che lo accompagnava nei concerti e il maestro che lo accompagnava al pianoforte. Una carriera iniziata, possiamo dire, grazie alla vittoria in un concorso alla Fenice di Venezia nel 1960. Da lì Angelo Mori incominciò a sorvolare oceani.
in Finlandia, un po' dappertutto, molte volte in Germania soprattutto, e poi naturalmente in tutti i teatri italiani, praticamente li ho fatti tutti, insomma, i teatri italiani. Poi una volta a New York, una volta a Montreal in Canada. La carriera posso definirla soddisfacente, insomma, ecco, anche se non eccezionale, però insomma, ho avuto le mie soddisfazioni. Un cantante inarrestabile, ma nel 1998, dopo la serata con l'opera, proprio a Pieve di Soligo, a pochi passi da dove è sempre abitato, l'artista ha dovuto fermarsi. Insomma, tutto sommato, malgrado quello che mi è successo con la famosa emorragia cerebrale che ho avuto 11 anni fa, me la sono anche cavata abbastanza bene, quindi non posso neanche lamentarmi. Ora Angelo Mori ascolta la sua voce e guarda contributi video di qualsiasi cantante d'opera. Uno studio, quello al primo piano della sua abitazione di Farra di Soligo, ricco di ricordi. Articoli di giornale, CD, LP, musicassette, DVD, fotografie che lo ritraggono in qualsiasi luogo del mondo. Ma io ho conosciuto tutti i grandi artisti, i grandi tenori, soprani, baritoni, con i quali ho cantato anche diverse volte, insomma, questo l'attestato che c'è sopra il pianoforte qui lo dimostra, ed era naturalmente un grande piacere poter cantare con i cantanti più famosi, che avevano sempre qualcosa da insegnare. Forse Angelo Mori ha incominciato a cantare grazie alla passione del padre. Emigrato in Francia, ma ritornato subito nel Trevigiano dopo la nascita del tenore. Lui era appassionatissimo di canto e non vedeva l'ora di mandarmi a studiare, perché un giorno mi mise addirittura sul bastone della bicicletta per portarmi a farmi sentire da Toti Dal Monte, che abitava ancora a Mogliano Veneto. Nella sua carriera ha cantato moltissime opere, la più eseguita Rigoletto, ma amava di più ma non di Puccini e Chenier di Giordano. Mi definisco un cantante che ha fatto il suo dovere, sicuramente, naturalmente rincorrendo quelli che erano molto più celebri e cercando di avvicinarmi a loro. Poi dopo, insomma, al di là di questo, io non mi sono mai posto problema di arrivismo, quindi per me andava bene aver fatto il mio dovere e poi tornarmene a casa tranquillo. Sul palco succedevano tante cose, a raccontarle ci vorrebbe un certo tempo, insomma, perché c'era sempre qualcuno che tentava di farlo spiritoso, alle volte cambiando anche magari parole che non erano quelle del testo, e quindi bisognava, insomma, stare al gioco, ecco, tutto. La prima non era mai un divertimento, perché la prima c'era la tensione, il problema di far bene, e poi dopo, quando le cose andavano nel verso giusto, allora magari verso l'ultima recita ci si permetteva anche qualche giocosità, insomma, ecco. Prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, chiuso era l'uscio e la magion deserto, e dove la sarà quell'angelo
destar la fiamma di costanti affetti. Telemann, nella molteplicità delle sue attività di compositore, dedicò particolare interesse alla musica da camera senza basso continuo. La fantasia numero 7 ci coinvolgerà in una serie di stati d'animo che vanno dalla dolce malinconia alla gaiezza, all'umorismo, senza dimenticare stati d'animo come la disperazione. Brano giusto, perfetto per ricordare un grande cantante lirico qual è stato Angelo Mori. E appunto di George Philip Telemann proponiamo, come detto, la fantasia numero 7 per violino senza basso continuo in bemolle maggiore nei tempi di dolce, allegro, largo, presto. Sarà eseguita da Giovanni Scarpa che, come sentirete, lo ha conosciuto molto molto bene. Era di casa. Lo scorso giorno di Natale purtroppo è venuto a mancare il tenore Angelo Mori, che per me è stato un amico, una persona molto preziosa e anche il padre del mio migliore amico, il mio amico d'infanzia Leonardo. È stata una figura dal punto di vista artistico fondamentale per Col San Martino. E io lo ricordo con grande gioia, ripensando alla mia prima esibizione pubblica proprio insieme al mio amico Leonardo, in cui avevamo 8-9 anni circa, e Angelo, ma noi lo chiamavamo Lino, era il direttore della scuola di musica di Col San Martino e noi facevamo il saggio finale. E ci aveva indottrinato sul fatto che qualsiasi cosa che succedesse in concerto bisognava sempre andare avanti. Lui lo diceva dall'alto di un'esperienza internazionale sui più importanti palcoscenici di tutto il mondo. E successe che durante l'esecuzione ci fu un imprevisto, io e Leonardo ci siamo fermati e da dietro la tenda mi ricordo la voce di Lino che urlò "Avanti!" e noi senza neanche guardarci subito abbiamo cominciato a suonare dallo stesso punto perfettamente insieme, e questo è stato un insegnamento proprio sul campo.
durante un'esecuzione qualsiasi cosa succede bisogna sempre andare avanti e portarla a termine. E un altro ricordo, e questo anche questo mi interessa, mi preme dirlo, una volta stavamo andando a Roma in macchina e Lino mise su una sinfonia di Beethoven in un CD e si arrabbiò dicendo in questa macchina, le macchine all'epoca erano meno silenziose di adesso, in questa macchina non si può ascoltare Beethoven perché non si sentono i pianissimi. E questo era, come dire, significa che Lino amava tutta la musica, non solo la lirica, cioè quella che lui praticava, ma ascoltava Chopin, ascoltava Mozart, ascoltava il barocco, ascoltava tutto, ed è per questo che io dedicherò a lui e alla sua famiglia questa fantasia numero 7 di Telemann, che appartiene a un repertorio che da lui non era spesso praticato, ma che lui sicuramente amava. Ciao Lino.
Per il concerto adatto alla solennità della Settimana Santa, come detto, abbiamo chiesto l'ospitalità della Chiesa dedicata all'Assunzione in Cielo di Maria. Rinnovo quindi il ringraziamento al signor Arciprete Don Carlo Maccari per averci dato modo in questo periodo di realizzare una produzione nel luogo consono alla solennità di questo momento. Ecco che di Benedetto Marcello verrà eseguito il 15° Salmo di Davide, musicato sfruttando timbristiche calde, voce di mezzo soprano in continuo dialogo con un violoncello concertante, accompagnati dal basso continuo, altro violoncello e clavicembalo. Le successive 3 sonate seguono la struttura della sonata da chiesa, nella quale si alternano 2 movimenti lenti a 2 veloci e nella quale non sono presenti movimenti di danza. Quindi di Antonio Vivaldi la sonata in si bemolle maggiore RV 47, ancora di Benedetto Marcello la sonata numero 2 in mi minore e per concludere, sempre di Antonio Vivaldi, la sonata numero 7 in la minore RV 44.
Buon ascolto. Mossero il passo
toccata in sorte ed
Rinnovo l'appello a Sua Eccellenza il Capo dello Stato. Se, come ha più volte detto e ridetto, l'informazione è presidio di democrazia, ci aiuti a difendere la democrazia attivandosi per l'abrogazione del DPR 146 del 2017, che sta facendo chiudere centinaia di editori locali, mettendo sulla strada migliaia di lavoratori che hanno l'unica colpa di informare il territorio. Detto questo, vi raccomando, il momento è difficilino, cerchiamo di rispettare le regole. Vi invito ad usare la mascherina, anche se non ci fosse obbligo, usatela lo stesso. Vaccinatevi. Pare dai numeri che la vaccinazione abbia limitato la pandemia. Prendiamone atto. Cerchiamo di fare, per quanto possibile, il nostro dovere. Detto questo, mi raccomando, la spesa andiamola a fare dai nostri commercianti, i regali di Natale, dalle nostre botteghe, quelle vicino a casa. Grazie e alla prossima.